Sindaco, una tradizione che si ripete per una comunità, quella di Soligo, e un comune, Farra di Soligo, sempre vivo anche in questa emergenza coronavirus nel periodo natalizio. Sì, anche quest'anno si è voluto fare una serie di attività per non lasciare passare così queste festività, questo Natale. Tra l'altro erano anni che la Proloco non organizzava una serata come questa con l'accensione. Era un bel gesto ed era un gesto secondo me anche dovuto nei confronti anche della popolazione e della cittadinanza, perché comunque l'albero di Soligo è un albero che non rappresenta solamente la comunità e il nostro comune, ma rappresenta tutto il quartiere del Piave, se non addirittura l'intera provincia, perché è il secondo più alto d'Italia. Questo per noi è motivo di orgoglio e ringrazio appunto la Proloco, il gruppo dei giovani della Proloco, per aver avuto la pazienza di cambiare le tantissime lampadine, ma soprattutto per aver riorganizzato e voluto riorganizzare in un periodo come questo una serata così bella. Presidente, questa sera è una tradizione che si rinnova per la Proloco di Soligo e per tutta la comunità del quartiere del Piave. Da quanti anni dura? Questo è dal lontano 92. Per un po' di anni avevamo interrotto questa cerimonia. Quest'anno ci sembrava giusto ripristinarla, visto i tempi, e per far capire che anche le Proloco non sono morte, malgrado purtroppo il Covid non ci permette di fare niente. Sono fortunato di avere una troupe, diciamo, di giovani che ogni anno si dedicano all'allestimento di questo albero, e è una tradizione che è giusto portare avanti, è un po' un simbolo, diciamo, l'albero di Natale di Soligo. Mi sembra giusto continuare come hanno fatto i miei precedenti presidenti, e vedo che riscuote sempre un buon richiamo, insomma. Don Brunone, un pensiero natalizio per tutti i lettori di QDP News, ma soprattutto per tutti i cittadini del quartiere del Piave. Un augurio veramente che questo tempo difficile possa terminare e possa veramente splendere non solo l'albero di Natale, il presepio, ma anche la gioia e la serenità nelle famiglie del quartiere del Piave, nelle famiglie di Soligo che custodiscono questo meraviglioso albero sulle colline UNESCO adesso. Ma vorremmo proprio che questa gioia, ecco, si propagasse in tutto il mondo. Abbiamo bisogno della salvezza di Gesù, che è venuto a piantare la sua tenda, il suo albero, la sua vita in mezzo a noi. Vogliamo davvero che questo nostro desiderio diventi preghiera e sia esaudito, proprio anche in questa giornata dedicata alla Vergine Maria che ce l'ha donato. Lei qualche lampadina l'ha messa o no? No, purtroppo no, devo dire la verità. Il prossimo anno non voglio mancare. L'ho scoperto tramite un post del sindaco che stavano quel giorno mettendo le lampadine a posto, e mi sono anche pentito di non essere presente, ti dico la verità. E la prossima volta voglio esserci, perché così si vede veramente quanta fatica c'è dietro questo albero qua.